belli giovani, benvenuti a tutti, benvenuti ai ragazzi che questa sera sono qui in studio con noi. Allora, dicevo, terza puntata, abbiamo deciso anche un po' di sovvertire l'ordine diciamo strutturale, partendo dalle domande rivolte a voi ragazzi e naturalmente anche voi che ci seguite da casa. Allora io vi ricordo subito il numero di telefono se volete intervenire con i vostri sms e messaggi WhatsApp, che è il 345 9956 897, e lo vedete in sovraimpressione. Qual è il tema della puntata? Oggi parliamo di relazioni sociali, relazioni umane, di comportamenti prosociali, ovvero tutto quello che fa parte della nostra natura poi e è esattamente il contrario di forme di violenza, prevaricazione e quant'altro. Per parlare di tutto ciò, oltre naturalmente ai nostri ragazzi, abbiamo in studio anche degli ospiti. Allora io ve li presento e poi vi lancio diciamo il nostro piccolo sondaggio. Seduti abbiamo la dottoressa Enrica, sì dico bene, Enrica Maccor, pedagogista, grazie per aver accettato il nostro invito. Alla sua sinistra Stefano Stefanel, dirigente scolastico del Liceo Scientifico Marinelli e dell'Istituto Comprensivo di Pagnacco, e invece alla destra della dottoressa Maccor abbiamo Luigi De Carli, che è il coordinatore dei corsi CEFAP. Oggi infatti abbiamo anche una corposa rappresentanza dei ragazzi del CEFAP di Codroipo. Seduto tra i VIP, tra gli ospiti, il nostro Antonio Babbo, ma naturalmente tra i ragazzi ci sono anche Luca Martin e Leonardo Lesa. Allora, dicevo, partiamo da voi ragazzi, voi che ci seguite da casa e voi che siete in studio. Avevamo pensato, anche ispirandoci un po' ai fatti di cronaca che quotidianamente vengono riportati e che sono magari degli estremi, di chiedervi se cosa ne pensate, diciamo, delle punizioni, tra virgolette, quali sospensioni, note sul registro, voti bassi in condotta o anche bocciature. Servono oppure sono cadute in disuso, non sono più lo strumento efficace per accompagnare un ragazzo che magari ha appunto manifestato, assunto degli atteggiamenti non consoni a quello che è l'atteggiamento scolastico, diciamo, consentito, che poi si riflette ovviamente anche sulla vita quotidiana. Dicevamo, ci siamo un po' ispirati alla cronaca senza entrare nel merito, ma ci sono diversi episodi. Il più eclatante è l'ultimo: a Caserta un ragazzo di 17 anni ha aggredito accoltellandola un insegnante. Ovviamente questo gesto ha delle conseguenze penali, esula ovviamente dal nostro discorso, però volevamo proprio capire che cosa ne pensate di questi provvedimenti che la scuola adotta. Chi ha il microfono lo faccio parlare. Parto da... Buonasera, buonasera. Sì, sono Gianluca Marinini, rappresentante per l'Istituto Tecnico Zanone. Ma io credo che le punizioni servano se hanno un fine educativo, non se hanno un fine punitivo. Quindi nel momento in cui bisogna sanzionare un comportamento scorretto, è giusto che venga sanzionato. E credo anche che siano le punizioni più utili, ad esempio negli istituti, nelle scuole medie o negli istituti ancora inferiori, proprio perché in quel momento il ragazzo si sta formando. Viceversa, alle superiori, parlo ad esempio anche in quinta, la classe che frequento, molte volte la punizione ha proprio solo lo scopo punitivo, non c'è di fondo una volontà di educare il ragazzo. Quindi per me l'educazione, il ragazzo si forma durante quel periodo, quindi mentre frequenta le scuole medie e anche necessariamente le scuole elementari. Le punizioni servono e il fatto che siano cadute in disuso non significa che non siano necessarie. Per me un ragazzo che viene punito e che ammette di avere commesso un errore non lo commette più proprio perché sa di andare incontro a una sanzione che gli compromette inevitabilmente il destino scolastico. Grazie. Qualcun altro? Stefano, tu sei pronto? Diciamo. Allora, quello che penso riguardo alle questioni delle punizioni è che bisogna guardarle da un'ottica non solo presente ma anche passata. Le punizioni sono nate all'interno del sistema scolastico quando c'era un periodo in cui i figli andavano a scuola. Okay. Sì, meglio se ti alzi così ti inquadrano meglio. Sì. È stata, diciamo così, creata questa cosa delle punizioni, delle sanzioni, delle note, sospensioni eccetera, quando c'era ancora il personaggio, diciamo il figlio, che andava a scuola, se si comportava bene, tutto a posto, bravissimo. Quando si comportava male c'erano gli insegnanti che lo regnavano a scuola e i genitori che lo regnavano a casa. Quindi partendo da questo presupposto sarebbe giusto ritarare e rivedere un po' la questione delle punizioni, secondo me in una chiave un po' nuova, un po' diversa. Secondo me non deve essere solo considerato il fatto di dire, come diceva giustamente il mio collega, la punizione in senso di
insegnare, perché l'insegnamento diciamo, fine a se stesso, nel dire ok, hai fatto la stupidaggine, ti prendi la nota, ti prendi la sospensione, ti prendi quello che meriti, va bene se però accompagnata da una spiegazione. Perciò non deve essere solo magari un momento di ira dell'insegnante che dice ma non sono contento di quello che hai fatto, non sono convinto che sia una cosa giusta, quindi di conseguenza ti metto la nota. Deve esserci comunque una spiegazione, deve esserci un insegnante che ti dice guarda, tu hai sbagliato in XYZ, ti spiego, XYZ sono delle cose sbagliate per questo motivo, come ti posso aiutare a rimetterla a posto, come ti posso aiutare a ricorreggerlo. Questo secondo me è un po' il trucco che potrebbero utilizzare alcuni insegnanti, un trucco potente, perché poi crea anche un meccanismo di fiducia nel rapporto appunto tra studenti e insegnanti, il che porterà niente poco di meno a che un ciclo virtuoso possa iniziare ad avverarsi, un ciclo virtuoso possa iniziare ad avvenire in cui questo rapporto, questo scambio non porterà solo alla cura, diciamo, di quello che ha generato la stupidaggine da parte del ragazzo, ma anche, eventualmente, la situazione in cui un altro ragazzo, magari, non so, gli gira il matto, perché funziona così alla nostra età, suppongo che tutti, bene o male, si siano trovati nella stessa situazione, e in questo modo anche gli altri, è vero, in questo modo anche gli altri compagni saranno più predisposti ad aiutarlo, a venirgli incontro, a essere, diciamo, più partecipi nella vita anche degli altri, creando una questione di gruppo, diciamo, creando proprio il gruppo classe tanto ambito e tanto sperato. Quindi questo è qua un po' il mio parere. Ci eravamo lasciati proprio anche la scorsa settimana parlando alla fine di gruppo, di socialità, degli input anche che stare all'interno di un gruppo dà e delle scelte ovviamente che i ragazzi fanno. Era interessante anche lo spunto tuo di differenziare anche il discorso scuole medie, bambini più piccoli e ragazzi delle superiori. Passo la parola ad Arma, giusto? Qualcuno me lo ricordo di nome. Allora, stiamo parlando di punizioni, di sanzioni, note disciplinari. Secondo me una tecnica che avrebbe un'efficacia maggiore sarebbe note ad esempio di merito o valorizzare le persone che hanno un comportamento corretto, poiché penalizzare chi ha un comportamento sbagliato, ok, è giusto se viene fatto nel modo di educare la persona, però anche valorizzare chi si comporta in maniera positiva è una cosa che incentiva i ragazzi a comportarsi appunto in maniera positiva, perché se un ragazzo riceve una nota negativa alla nostra età solitamente non tende a migliorare il suo comportamento, tende a deviarlo o a peggiorarlo. Se invece si propongono le note di merito, i ragazzi cercano il modo migliore per riceverle o per comunque avere... Sì, tu dici può essere uno stimolo a, sì, a comportarsi meglio, avere un e... comportamento adeguato in classe. No. Allora, ci arriva anche un contributo da casa, dice riguardo alle punizioni e a ciò che è stato detto nel primo intervento, io penso che sia giusto applicare sanzioni sempre a fine rieducativo e mai semplicemente punitivo, perché così facendo si rischia solo di incattivire l'individuo sanzionato. Sarei curioso di sapere cosa ne pensano gli esperti. Prima di passare però la parola a loro, se c'è ancora qualche intervento in merito, così possiamo mettere più carne al fuoco. Cosa ne pensate? Anche un semplice sì, secondo me funzionano, no. Chi vuole dei due? Alzati, Giuseppe, passa il microfono al ragazzo in ultima fila, alzati in piedi, grazie, così facciamo parlare qui. Prego. Io volevo parlare di una mia esperienza che Tieni il microfono più vicino a te, grazie. Che ho passato quest'anno, a novembre. Praticamente, io ho sbagliato e sono stato sospeso in quanto ho fatto un danno alla struttura scolastica e ho sbagliato, quello sì, e praticamente sono stato a casa 3 giorni e 6 giorni di obbligo di frequenza, però come posso dire? Come hai vissuto come l'hai vissuto innanzitutto? Intanto ne parli, insomma, sì, è una cosa praticamente ho avuto una riunione a scuola con il prof De Carli, la prof Enrica e il prof Tomaselli e i miei genitori, e lì abbiamo concordato un patto che consiste di fare dei lavori socialmente utili in casa, perché abbiamo concordato questo patto. Certo, perché è il dialogo tra scuola e famiglia, giustamente, ok. Tipo, se io non facevo nessun lavoro di quello che abbiamo concordato, la sospensione si allungava. Ok.
Boh, io penso la mia, cioè io praticamente a me mi è servito perché alla fine mi prendo le mie responsabilità. Questo sì. Però io conosco, cioè, c'è certa gente che le sospensioni è come un giorno di vacanza, perché stanno a casa e si godono quella giornata. Secondo me comunque non è giusto. E come hanno fatto i miei professori, secondo me tutte le scuole dovrebbero applicare questa situazione qua. E quindi... Beh, insomma, diciamo che sicuramente, come dicevo, il dialogo con la famiglia ha permesso anche di trasformare questa, poi io la chiamo punizione, mi sembra una cosa bruttissima anche da dire, insomma, questo provvedimento disciplinare, di declinarlo in una maniera, insomma, il più possibile costruttiva. Ci fermiamo per la pubblicità, torniamo subito dopo e così approfondiamo con i nostri ospiti quello che abbiamo già iniziato intavolato, il discorso intavolato. Grazie. Eccoci nuovamente in diretta dagli studi di Telefriuli. Allora, come vi dicevo, intervenite anche con i vostri sms e WhatsApp, noi li leggiamo in diretta. Stavamo parlando di provvedimenti disciplinari, chiamiamoli così, non punizioni, che fa un po' brutto, e del significato che hanno, di come vengono anche vissuti dai ragazzi. Abbiamo sentito una testimonianza. C'erano degli altri ragazzi che volevano intervenire, quindi io lascerei un attimo la parola a voi, o Giuseppe o fate prima le donne, faccio dai. il cavaliere. Esatto, bravo, grazie. Grazie Giovanni, io sono Marion. Giuseppe. Niente, è colpa mia, ho iniziato io la spirale del Giovanni e Giuseppe. Sono Marion, sono una ragazza che fa parte della consulta e io volevo intervenire a proposito dell'argomentazione che è stata fatta sulle punizioni, quindi sull'atteggiamento deviante dei ragazzi e sulle esperienze del ragazzo. Io credo che in questi ambiti avvenga anche una certa stigmatizzazione dell'atto, cioè che questo ragazzo nel momento in cui viene punito viene sia stigmatizzato come deviante in sé, quindi anche allontanato dai compagni di classe, dagli insegnanti, viene visto come il ragazzo che punisce costantemente, non l'extrema ratio, e soprattutto viene ostracizzato in quanto viene anche abbandonato, viene visto come una persona diversa dal gruppo. Sì, escluso dal gruppo, esattamente, insomma, può essere una cosa di esclusione. Quando alla fine, secondo me, in questa fascia d'età, nelle classi, nei diversi ambiti, alla fine in qualche modo siamo sempre tutti un po' devianti, facciamo qualcosa che sempre non è giusto, però purtroppo viene punita sempre una certa categoria e quindi la punizione o va espressa in un certo modo e va mandata con dei segnali giusti a una diversa fascia di persone, altrimenti non è efficiente. Questo è il mio punto di vista. Grazie, allora passiamo la parola a Giuseppe, così dopo invece sentiamo insomma, il dirigente scolastico, i professori che stanno dall'altra parte della barricata. Prego. Ecco, appunto, prima che parlino i professori volevo magari rubargli un po' l'argomento. Io appunto da studente mi pongo anche nei panni un po' dei professori e penso a che cosa possa significare per un professore applicare una punizione o comunque mettere in atto un provvedimento disciplinare o qualcosa del genere. Sicuramente non deve essere semplice per un professore scegliere di punire, di limitare il ragazzo nelle sue scelte, in quello che deve fare. Secondo me comunque, ci tengo a sottolinearlo e ne ho discusso parecchio, la punizione è fondamentale, o comunque la nota disciplinare, la sospensione, ha un suo senso all'interno del sistema scolastico, perché il professore deve avere un modo per mettere in pratica la sua autorità. Se manca totalmente un modo per fare in modo che il professore faccia capire al ragazzo che comunque il professore inevitabilmente si trova a un livello superiore rispetto al ragazzo, non c'è un'uguaglianza di rapporto, ma c'è una disuguaglianza, nel senso che il professore chiaramente è a un livello diverso rispetto al ragazzo, giustamente. Il professore deve insegnare e per insegnare deve essere capace anche di applicare delle punizioni, questo è inevitabile. Altra cosa, secondo me, importante è il fatto che un ragazzo, soprattutto se si comporta bene, se ha un atteggiamento giusto, non solo deve essere
premiato con delle note di merito, come giustamente diceva prima la mia compagna, ma non vedendo una punizione in coloro che si comportano male, che non studiano, che non hanno un giusto atteggiamento nei confronti della scuola, chiaramente non si sentirà incentivato a migliorare il suo rendimento, a studiare di più, a comportarsi meglio. Se vedo un mio compagno, mio vicino di banco, che non si comporta bene, non viene punito, ha un voto uguale al mio in condotta, non prende note, non ha i miei stessi voti e effettivamente non si impegna, non vedo un impegno in lui, chiaramente io non studio, io non sono incentivato a migliorare e non sono incentivato a fare quello che poi la scuola deve fare, cioè migliorare noi ragazzi, insegnarci qualcosa. Allora, io non imparo nulla, ecco. Poi secondo me è soggettivo, nel senso lì. No, chiaro, questo è il mio pensiero. Comunque, certo, ma ci mancherebbe. Come dico sempre, siete liberi di dire quello che volete, ovviamente ci si confronta con assolutamente, le idee. sono Adesso disposto però a discuterne. è il momento di far parlare anche i nostri ospiti. Io partirei da Stefanel che scuoteva la testa e presentandolo come, dirigente scolastico, ve l'ho già detto. Ma no, non è una, ovviamente, avevo il tic. Non è una colpo su colpo. Sono disposto assolutamente a dialogare. Lui è dirigente scolastico non solo di un liceo ma anche di un istituto comprensivo che quindi tratta bambini dall'asilo, parlando con scuola dell'infanzia desueti, esatto, primaria e quindi secondaria di primo grado. E di secondo. E di secondo, benissimo, tutti le ha praticamente. E lui tempo fa ha detto bocciare non serve. Sì. A lei la parola. Allora, bocciare non serve è un'altra trasmissione, perché mettere sullo stesso piano bocciatura e punizione è sbagliato. Partiamo da questo punto. No, scuotevo la testa su quello che ha detto l'ultimo intervento, ma mi complimento con i ragazzi perché si sono espressi in maniera veramente notevole. No, non si può studiare e migliorare solo se i cattivi vengono puniti. Io devo migliorare e studiare perché desidero essere il migliore, non ho bisogno che ci sia qualcuno peggiore che venga sanzionato. Io mi occupo di me stesso, mi occupo del mio futuro, non godo, se io faccio di mestiere il dirigente scolastico, il preside, cerco di migliorare, non ho desiderio che chi ha dei problemi venga sanzionato. Ecco, per questo scuotevo la testa. Quindi io desidero migliorare io. Pazienza, se c'è un certo meccanismo di perdono, di comprensione, quello che chiedeva la ragazza di prima, va bene, normale. Si ha la comprensione su quelli che hanno bisogno di avere la comprensione. Quello che noto, riguardo a tutti i discorsi che voi fate, è che il problema nelle sanzioni, nei comportamenti, molto spesso è di carenza di autorevolezza, non di autorità. Quindi si usa l'autorità quando l'autorevolezza non c'è più. Questo è un problema, no? Un problema grosso, perché se io sono fortemente autorevole non ho bisogno di grandi autorità. Questo riguarda anche per le famiglie. Il problema delle sanzioni alternative, dico al ragazzo di cui apprezzo l'outing pubblico, che i lavori in casa li dovresti fare anche se non sei punito. No, cioè, il giardino della scuola va pulito dalle erbacce, non solo da quelli sospesi, la cui sospensione viene tramutata, ma da tutti. No? Se la mamma ha bisogno di un lavoro in cucina, l'aiuto non solo se devo scontare 6 giorni di sospensione, tutti i giorni. Questo è quello che penso io. Per cui il problema delle sanzioni e delle punizioni è abbastanza naturale che ci sia, può essere riconvertito laddove c'è una reale assunzione di responsabilità. In questo momento io vedo che sia gli studenti che le famiglie questa grande assunzione di responsabilità non sono molto disponibili a fare. Questo è il punto che manca, perché manca un meccanismo di autorevolezza. Nel momento in cui la famiglia contesta una sanzione, questo avviene spesso, soprattutto quando le sanzioni sono abbastanza forti e soprattutto quando nel triennio le sanzioni possono condizionare il voto in condotta che fa media, ci si arrampica sugli specchi per cercare di scagionare il figlio. Allora lì evidentemente il pentimento è strumentale. Quando il pentimento è strumentale non vedo lavoro socialmente utile, vedo solo punizione. Allora perché non serve a niente, la finiamo lì, non andiamo a cercare cose complicate. Io ho studenti, come diceva la dottoressa Rizzi, dai 3 ai 20 anni, no? Perché ho studenti dalla scuola dell'infanzia al liceo, no? Dai 3 ai 20 anni. La tua distinzione non regge, perché non è una questione legata all'età, ma alla crescita e alla maturazione. Ci sono ragazzi di 16 anni
perfettamente adulti, ci sono ragazzi di 16 anni che ragionano come bambini di 8 anni e ci sono viceversa bambini di 8-10 anni che sono già perfettamente equilibrati, non adulti ma equilibrati, e che quindi capiscono perfettamente uno scambio diretto, certi bambini che non lo capiscono ma anche certi adolescenti. Quindi sarei cauto, c'è un percorso di crescita, lo studente cresce e in questa crescita viene accompagnato da persone che si occupano di lui. Se partiamo da questo concetto, abbiamo bisogno delle punizioni in alcuni casi estremi, possiamo trasformarle in lavori socialmente utili laddove c'è una comprensione, perché sennò viene troppo lunga, no? Andiamo a cercare una filiera che non c'è. Li ho fregati anche questa volta, invece no, sono stato punito, ho capito, allora abbiamo capito tutti e vedrai che se hai realmente capito non la prendi più quella punizione, se hai realmente capito, altrimenti sarà sempre lì. Ecco, quindi io credo che noi in Italia abbiamo un problema di premiare il merito. E dato che non riusciamo a premiare il merito, abbiamo bisogno dello scalpo di quelli meno bravi e questo non funziona bene, non va bene. Dobbiamo premiare il merito per quelli meno bravi, per quelli che hanno problemi, per quelli che sono in situazioni di devianza, di problemi sociali. Ci sono altri interventi da fare che non sono il rapporto con quelli che invece sono bravi, così la penso io. Bene, grazie. Allora, prima di andare in pubblicità, perché vi dico, devo sempre rispettare i tempi, leggo un paio di messaggi che così appunto dopo ci lanciano la terza parte della trasmissione. C'è chi dice che separare la bravura nello studio dalla disciplina, anche se non era inteso in uno degli interventi che sono stati fatti, dal successo nella vita sono cose diverse. Insomma, il voto scolastico e la voglia di conseguirne uno alto è puramente soggettiva e rischia di essere un aspetto sopravvalutato per dare un'opinione alla persona. C'è chi chiede in particolare come si affrontano sospensioni alternative, in questo caso come quella che ci ha raccontato il ragazzo in studio, oltre alle note disciplinari se ci sono anche altre tipi di punizioni alternative, e poi c'era qualcuno che chiedeva qualche testimonianza, sì va bene, e al professor Babbo come ci si sente quando si prendono questo tipo di provvedimenti e le sospensioni degli allievi. Con un po' di pathos lasciamo in sospeso e poi ripartiremo allora dal professor Babbo per la risposta. Pubblicità, non cambiate canale. Eccoci di nuovo in studio, ripartiamo con un altro, per favore, a favore di telecamera, abbiamo dei look molto curati, i nostri ragazzi ci tengono. Ok. Allora adesso invece torniamo seri, perché stavamo parlando di cose serie e un ascoltatore da casa aveva fatto una domanda proprio indirizzata al professor Babbo. Io partirei proprio da lei allora. Come ci si sente, o immagino lo stato d'animo, e come ci si rapporta anche con un ragazzo e di conseguenza una famiglia a cui viene applicato un provvedimento disciplinare? Beh, quando hai a che fare con una situazione disciplinare, hai a che fare già con un fallimento, o un momento in cui le cose non sono andate bene. Quindi è chiaro che in quel momento lì hai più persone che si trovano davanti a un problema che profuma o puzza veramente di fallimento. L'insegnante, il consiglio di classe che in qualche modo ovviamente poi interviene perché l'insegnante ha segnalato il problema, l'allievo e la famiglia. Qualche volta addirittura anche la classe, se è matura anche lei vive questa situazione. Però da questo fallimento si può ripartire. Io credo che l'esperienza educativa passa anche attraverso i momenti bassi, i momenti fragili, i momenti in cui il ragazzo magari si è mosso male, ecco, e possiamo lavorare anche su quello. Condivido gli interventi precedenti, intanto voi ragazzi avete fatto degli interventi incredibili, mi hanno fatto capire ancora di più che per voi questo è un tema forte, non è una cosa così, ecco. Ma anche gli interventi poi degli esperti. Secondo me con i nostri ragazzi dovremmo avere da una parte la fermezza di sapere anche sanzionare, perché anche questo serve, però poi oltre alla mano del padre c'è bisogno anche della mano della madre, cioè la capacità poi di saperlo rincontrare e indicargli qual è il percorso per poter ripartire. La sanzione da sola non serve a nessuno, qualche volta se il ragazzo non capisce o si irrigidisce, forse serve se non altro perché la classe capisca, ma è già un piccolo fallimento anche questo. È molto più interessante quando la famiglia si fida
quando l'allievo si fida, quando l'insegnante anche si fida della capacità dell'allievo di riscattarsi, e da lì nasce un percorso virtuoso, scusatemi. E io credo, ecco, che questa sia l'esperienza più bella, quella di vedere un ragazzo, come abbiamo visto prima, che sappia ammettere la propria responsabilità. Quello vuol dire che lui ha scelto la strada giusta, quella di diventare uomo e prendersi le proprie, ecco, responsabilità. Questo non sarà stato facile, perché vedere la delusione del padre, della madre, gli insegnanti, ecco, vicini, però poi questo vuol dire che poi vai a sanare il tuo errore. Pensate che la nostra vita poi sarà una serie di errori, inevitabilmente. E o imparo a quest'età a sapere anche assumere le mie responsabilità con serenità, senza sensi di colpa, ma ripartire. Il senso di colpa non ha mai fatto crescere nessuno. Il senso di responsabilità invece ci muove e vi muove. Ecco, una cosa per le scuole che scelgono ancora oggi un allontanamento dalla scuola, la vecchia sospensione si chiama di fatto allontanamento dalla scuola, ecco, forse alcune di queste scuole riescono anche a muoversi su una cosa molto più interessante, che è quella che nei giorni in cui tu sei a casa, non sei per noi è solo a casa, ma ti ricontattiamo, ricomincia un percorso di riparazione e di ricostruzione di rapporti. Sì, il ragazzo, ecco, non viene abbandonato, assolutamente lasciato... no. Ecco, forse in alcune scuole questo riusciamo a farlo e forse in altre scuole questo non riusciamo a farlo, però quello sarebbe l'obiettivo, perché se l'intervento è educativo, per forza di cose vuol dire un riallacciare contatti che sono stati magari tagliati nel momento in cui abbiamo combinato la marachella. Allora, una veloce, Giuseppe, e poi invece volevo sentire appunto i nostri insegnanti anche. Sì, solo un attimo per precisare un attimo l'intervento. Cioè, semplicemente, non so se mi sono spiegato male, probabilmente prima. Secondo me la scuola, sì, come diceva bene il dirigente, deve essere un luogo in cui io mi interesso a me stesso, ma interessandomi a me stesso deve essere anche una scuola in cui prevale e si insegna la giustizia. E la giustizia vuole, secondo me, anche appunto un riuscire a capire chi è meritevole e chi è meno meritevole. Diciamo questa è la mia convinzione. Di meritocrazia in questo caso. Esatto, assolutamente. Se manca la giustizia, se pensiamo solo a noi stessi e manca la giustizia nella classe, nella scuola, è chiaro che poi viene meno un po' tutto, no? Questo proprio... Okay. In breve. Grazie. Allora io adesso invece vorrei sentire gli insegnanti. Partiamo dalla dottoressa Maccor, che è pedagogista e lavora anche al Cefap, ci spieghi un po' lei. E poi si parlava prima, dietro le quinte, dicevamo la differenza tra comprensione e spiegazione. Prego. Allora, io non posso non fare i complimenti ai ragazzi perché avete toccato veramente dei punti da tecnici quasi, no? È stato parlato appunto di spiegazione, è stato parlato di relazione, no? Perché Stefano, giusto? Sì. Stefano prima diceva è bello poi quando si parla con i ragazzi, no? Quando poi si spiega. E anche l'intervento della ragazza, scusa il nome non me lo ricordo, no, un bel intervento, quindi delle cose veramente profonde e ben pensate. Alla domanda provvedimenti sì, provvedimenti no, io vorrei rispondere con, e come anche, no? È stato chiesto come, sì, con una frase di un grande pedagogista che è stato Piero Bertolini, che diceva dietro ogni fatto c'è una biografia e dietro ogni azione c'è un diario e dietro ogni comportamento c'è una visione del mondo. Io penso che noi adulti, e intendo insegnanti, intendo genitori, dobbiamo proprio cercare di entrare in maniera entropatica, come diceva proprio Bertolini, in questa visione del mondo. È lì che noi possiamo cercare le risposte giuste per dare continuo a chiamarle punizioni, perdonatemi, no, delle punizioni giuste, no? Perché è solo così che noi possiamo improntare delle azioni educative. No? Abbiamo parlato, cioè la punizione deve servire a qualcosa, perché serve a qualcosa deve essere non solo spiegata, ma anche compresa, dicevamo.
no? Un conto è dire, dicevo prima, no, al dirigente, ogni tanto i ragazzi in corridoio mi trovano e dicono, ma però mi ha messo una nota, l'altra prova mi ha messo una nota, ma io non ho mica capito perché, no? No? E allora si cerca di farli ragionare, ma cosa hai fatto? Ma io per ultimo, ero quello per ultimo che mi sono alzato e mi ha beccato, no? Allora, bisogna andare oltre la spiegazione. Cosa voglio dire? Che bisogna cercare di far comprendere quello che quell'azione, chiamiamola antisociale, visto che abbiamo parlato di comportamenti prosociali, ha creato. Porto un esempio di alcuni giorni fa, una riunione a scuola dopo un ragazzo che era andato in marina. E quindi convocata la famiglia, convocato la psicologa, insomma una serie di l'iter, diciamo, no? Sì. Istituzionale. E a un certo punto la mamma dice sì, ho già pensato alla punizione, tolto il computer per 2 o 3 sere. Qualcuno ha detto no, troppo poco, 2 o 3 sere, insomma, no? Togliamo ancora di più. Al che, insomma, invece abbiamo detto, ma non è niente che questo ragazzo magari deve fare nei prossimi giorni. E allora dice, sì, deve andare a giocare con la Play da un suo compagno. Bene, non ci andrà, ma non per punizione, perché dovrà stare a casa a recuperare quella lezione che lui si è perso. Quindi gli insegnanti si daranno il materiale e quindi la conseguenza. Questo è forse la comprensione, capire quello che la mia azione ha provocato, quello che l'errore no, ha provocato. Quindi questo è un esempio che mi ha insegnato. Sì, è quasi, adesso non so se dico una stupidaggine, però ha le dinamiche del castigo del genitore al bambino in questo caso, che però è diverso del castigo. Diverso del castigo, non è, cioè è proprio dire pago il mio errore in un certo senso, però imparo da quell'errore. Questa è la conseguenza di quello che ho fatto, quindi devo stare a casa per recuperare. Quindi dicevo, sì, proprio entrare no, in questa visione del mondo del ragazzo per poter presentare mondi diversi. E per mondi diversi si intende progetti, cose nuove che abbiano a che fare con l'arte. Noi abbiamo fatto teatro a scuola, abbiamo fatto progetti di volontariato all'interno per esempio della casa di riposo, quindi facendo vedere appunto altri mondi, dare la possibilità ai ragazzi di scegliere, non imponendo un pensiero. Condivido quello che diceva il dottor Stefanel prima, l'autorità secondo me ci vuole autorevolezza e relazione. Il primo strumento educativo secondo me è la relazione col ragazzo, impostare. Qualcuno ha parlato di fiducia prima, forse sempre Stefano, un rapporto di fiducia dove mettere le basi e dare la possibilità a noi adulti di presentare questi mondi senza imporli, perché non possiamo imporli, perché sarebbe un plasmare, sarebbe un condizionare. Noi li proponiamo, poi il resto lo faranno loro, sceglieranno loro, no? E qua ci sarebbe tutto il lavoro sul discorso della capacità critica, no? Necessaria per impedire e evitare il più possibile di cadere poi nel dover punire, e qui insomma l'educazione alle azioni prosociali. Volevo aggiungere una cosa. Veloce, 30 secondi. Soltanto una cosa, perché il tipo di sanzione sia finalmente un percorso educativo, non basta fermarsi all'autorità dell'istituzione, ma è la persona dell'insegnante che si avvicina alla persona dell'allievo e lo accompagna. Lì diventa educazione, perché diventa relazione. Se no, se è soltanto l'autorità che manda quel foglio a casa, quella letteraccia, francamente c'è il distacco e non invece la relazione che andiamo a celebrare. E l'empatia. Bene, ci fermiamo, breve pausa pubblicitaria, torniamo con l'ultima parte di Effetto Friuli Giovani. Adesso la farò parlare.
Eccoci, diretta. Siamo rientrati, ultima parte. Allora, ripartiamo dagli interventi dei ragazzi che si sono prenotati. Io sono alle vostre spalle, quindi chi ha il microfono parli per primo, così poi passiamo la parola. Prego. Chi ha il microfono? Sì, ecco, sì. vai. Ecco, ricollegandomi al primo intervento, io riaffermo il diritto di dividere i ragazzi in base al percorso che stanno affrontando. È vero che ci sono ragazzi che a un'età inferiore hanno una maturità superiore, ma noi dobbiamo fare un ragionamento sul complesso, non sulle eccezioni, che ci sono sempre comunque. Detto questo, dire che, o almeno fare intendere che il problema siano le bocciature, le eccessive sanzioni, per me significa ragionare all'inverso, perché il problema sono le troppe poche sanzioni e se necessario bocciature, perché il sistema scolastico italiano, e io penso di averlo provato sulla mia pelle durante il mio percorso di studi, non è basato sulla meritocrazia. Andrebbe fatto questo lavoro. Ci sono delle promozioni che vengono fatte solo per portare avanti il ragazzo. Io credo che la scuola non abbia questo compito, ha il compito per me di educare il ragazzo e di istruirlo il più possibile. Quindi nel momento in cui questo non avviene, la scuola deve fermare il ragazzo, deve dirgli no, tu non sei sufficientemente preparato. E per me fermare queste persone, dire no, fermo, significa anche permettere agli altri di sentirsi in pace con se stessi, dire io ho lavorato, io sono stato premiato con la promozione, perché quello è il massimo riconoscimento. Chi non ha fatto questo lavoro deve essere fermato. E sul fatto che i provvedimenti non siano un deterrente, io non sono d'accordo, perché se io entro in un supermercato e so di poter rubare una mela, perché poi dovrei rientrare nel supermercato e non rubarla se poi non vado incontro a sanzioni? Questa è la domanda provocatoria che lancio. Ok, passiamo il microfono, grazie. Passiamo il microfono agli altri che volevano parlare, prego. E vi faccio, facciamo prima allora il ragazzo con la maglia blu e poi passiamo il microfono in giro. Fate interventi brevi che così riuscite a parlare tutti. Prego. Io vorrei chiedere una cosa, che senso ha punire un ragazzo dal momento che il ragazzo non ha capito il suo errore? Se io faccio una cosa brutta e vengo sanzionato e non ho capito quello che ho fatto, non ha senso, posso prendere anche se no che se me non cambia. Ok, grazie, prego. Allora, la mia domanda era, siccome per primi... Alzati in piedi per cortesia, scusami. Se noi per primi dobbiamo portare rispetto ai prof, no? Noi per primi dobbiamo riportare il rispetto ai prof, no? Però se loro... Cioè, Dio non so come spiegarmi, perché se... È già molto chiaro. Già capito tutto. Loro dicono che noi dobbiamo riportare rispetto, però loro non sono i primi a portare rispetto a noi, perché io ho avuto un'esperienza l'anno scorso che ho avuto un problema a scuola dicendomi brutte cose, i prof. Quindi secondo me non è corretto che dicendo i prof che sì, portano rispetto, cioè, ha capito? Non sempre, insomma. Grazie, perfetto. Passa il microfono al ragazzo davanti. No, tu ce l'hai già, allora passalo per cortesia dietro e intanto parla tu in prima fila, prego. Vai. No, io volevo esprimere un mio pensiero, cioè che alle volte mi capita di vedere o anche di vivere in prima persona appunto il fatto che molti ragazzi esprimono il proprio pensiero parlando coi professori e dato che siamo ragazzi, cioè voglio dire, a tutti capita di dire una parolaccia ogni tanto e poi anche esprimendo il nostro pensiero magari non siamo d'accordo con un professore e cioè prendiamo la nostra parte difendendoci e veniamo puniti, cioè se possiamo dire così. E quindi vorrei dire magari, cioè, quando noi parliamo, esprimiamo quello che pensiamo, di non prenderla tanto sul personale, non è che vogliamo offendere o magari cioè, insultarvi, ma vogliamo solo esprimere ciò che abbiamo dentro. Perfetto. Dharma, dico sì, ok. No, volevo intervenire in merito al primo intervento fatto dal ragazzo, che sono completamente in disaccordo. Nel senso, non è che se una persona è brava perché ha più capacità o perché riesce meglio nel suo compito,
debba essere mandata avanti e la persona che non ha le stesse capacità o che comunque ha un comportamento diverso, è più estroverso, è più impulsivo, deve essere fermato perché gli altri migliori devono andare avanti. Nel mondo, prima o poi, nel futuro lavorativo, rientriamo tutti. Quindi non è giusto che perché una persona sia più istintiva o perché abbia un comportamento diverso nella fase adolescenziale sia punito, sia bocciato o addirittura aumentino i provvedimenti. Perché a parer mio ci sono già ad oggi provvedimenti e sanzioni disciplinari elevate, cioè nel senso, proprio come dicevo anche all'inizio, che vengono valorizzate le cose negative e non quelle positive. E quindi sì, un domani arriviamo tutti, si parla anche di grandi personaggi a livello italiano e non, che sono arrivati a premio Nobel e altro, avendo avuto anche loro nel loro passato cose negative e tutto, quindi penso che la penalizzazione non sia una cosa efficiente, anzi bisognerebbe educare e promuovere al più possibile attività per ristabilire l'equilibrio della persona. Grazie, io farei parlare appunto... Farei rispondere a Luigi De Carli perché mi sembra che questo forse è un punto un po' particolare, nel senso una bocciatura, loro sono ragazzi è vero, una bocciatura, un provvedimento non pregiudica la vita futura, però questo forse è come anche la vivono i ragazzi alla loro età. Sì, Col senno di poi devo è facile. fare una premessa. Io sono a favore dei provvedimenti disciplinari, che non mi piace chiamare punizioni, ma sono dei provvedimenti. Errori ne facciamo tutti. Io quanti errori ho fatto oggi ho perso il conto. Quindi il provvedimento è un'occasione anche per riprendere in mano il percorso con maggior consapevolezza, sapendo che prima o poi ci ricascheremo, perché la fragilità non ce l'hanno soltanto i ragazzi, ce la portiamo avanti per tutta la vita. Allora, però faccio una riflessione. Intanto complimenti ai ragazzi perché stasera sono stati fantastici nelle loro considerazioni. Sono convinto di una cosa: in termini di efficacia rieducativa vale più un rinforzo positivo che è un provvedimento disciplinare negativo. Nel senso che anche in termini di motivazione, di apprendimento, il rinforzo positivo, la gratificazione vale più di ogni altra cosa. È necessario tuttavia ogni tanto mettere uno stop. Però vi garantisco, esperienza nostra personale, che dare un rinforzo positivo, sei stato bravo questa volta, dopo un provvedimento disciplinare, ha un effetto bomba. È una cosa meravigliosa che il ragazzo apprezza più che se venga addirittura svalutato, sei bravo, 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 bravo tutti i giorni. Quindi ogni tanto il provvedimento è uno stop che è necessario dare. L'importante è che non si perda la relazione con i ragazzi, perché ne hanno bisogno e ne abbiamo bisogno noi. La relazione, la fiducia è la cosa più importante. Quindi il provvedimento ci deve essere, ma non deve essere svalutante della persona. Il provvedimento deve colpire il comportamento negativo e quindi il ragazzo deve comprendere che ha sbagliato nel comportamento, ma lui non è sbagliato come persona. E questo è l'aspetto fondamentale che ogni tanto noi insegnanti perdiamo di vista e faccio un po' di autocritica in questo. Allora è importante mantenere questo aspetto di relazione, far capire ai ragazzi, spiegare il provvedimento, accertarsi che l'abbiano compreso, perché questo è importante, ma nell'ottica che i ragazzi devono comprendere che noi facciamo parte del loro percorso e loro fanno parte del nostro percorso e gli stiamo accanto in questo percorso di crescita. Il nostro compito di insegnanti e educatori è accompagnarli in questo percorso di crescita e il nostro dovere è proprio a volte anche farlo attraverso dei provvedimenti disciplinari, ma fatto, perdonatemi un po' la semplificazione, col cuore, non col tento di distruggere una persona, ma di ricondurla verso un percorso di crescita. La scuola deve insegnare cose pratiche, teoriche, ma anche a diventare adulti. E i provvedimenti disciplinari aiutano anche a crescere, se opportunamente però gestiti. Cioè con un dialogo e quindi con un dialogo che è un'intenzione costruttiva. Ovviamente da parte dei ragazzi. Ci sono altri interventi? Ragazzi, prego, passate allora giù il microfono, così approfittiamo. Mancano 2 minuti, vi chiedo di essere veloci, così chiudiamo velocemente. Allora, sono pienamente d'accordo col suo discorso perché comunque ritengo che sia vero, anche per quello che ho detto prima, che i ragazzi devono avere un dialogo con i professori, con i docenti, con gli insegnanti, perché per definizione l'insegnante non è il maestro a scuola che ti dice A, B, C, si dicono così, ripeti A, B, C, bravo, ma sono più quelle persone che devono lasciare un segno, quelle che devono lasciare dentro un marchio, dentro qualcosa. Secondo me
una delle cose che potrebbero, questo qui è un consiglio per la provocazione, parlo da ragazzo, perciò non ho il diritto né il dovere di entrare nei panni degli insegnanti, però quando pensiamo a Madre Natura ci dice bene, il più forte sopravvive. Perfetto collegamento col discorso che stava facendo il mio collega prima. Noi siamo uomini e abbiamo tutto fuorché Madre Natura dentro. Siamo quelli che difendiamo i più deboli, dovremmo farlo. Siamo quelli che dobbiamo rinforzare l'ultima catena, l'ultimo anello della nostra catena, l'ultima ruota del carro, perché sarà quella che rischierà di tirare giù tutto dopo. Se gli insegnanti partono costruendo, creando, solidificando queste ruote di scorta, chiamiamole così, questi casi umani, potremmo davvero riuscire, chiamiamoli così, ma non per il male, perché sono dell'idea, ognuno merita una possibilità, ognuno merita di potersi sentire come dovrebbe sentirsi sempre al 100%, ok? Ognuno dovrebbe poter dare il massimo e se non può farlo perché c'è una società opprimente che rinchiude, che obbliga, eccetera, dobbiamo, noi studenti e gli insegnanti insieme, far crescere queste persone, tirare fuori il meglio da loro, perché è da loro che verrà dopodiché tutto lo sprint, verrà tutta la carica e l'energia si sentirà. Mi permetto di interrompere. Abbiamo 30 secondi, Anche bisogna meno, essere per dire che velocissimi. tante volte se i ragazzi diventano anelli deboli, la colpa è di un adulto che c'è stato dietro. Quindi abbiamo anche questa responsabilità. Grazie per questa anche conclusione ad effetto. Purtroppo il tempo è finito, io devo ringraziare la regia, Pierangelo Buttazzoni, Joy Lupano e Davide Modotto, ringrazio però soprattutto i nostri ospiti, mi dispiace che insomma abbiamo parlato tanto ma abbiamo lasciato veramente tanto spazio ai ragazzi che sono stati bravissimi e ci hanno regalato dei contributi preziosi. Allora grazie ai nostri ospiti, Stefano Stefanelli, Enrica Maccora e Luigi De Carli e ovviamente al professor Babbo. Ci vediamo venerdì prossimo, parleremo di alimentazione e integrazione, sarà una bella puntata, non mancate e alla prossima.